cipolla, formaggio, acciughe, maggiorana, pepe, sale e olio extravergine d'oliva. Questi sono gli ingredienti per fare l'aranciasciura. Ci troviamo a Chiusa Sclafani in provincia di Palermo e nello specifico nel panificio Delizie di Grano, dove noi la prepariamo ogni giorno. L'aranciasciura è una pizza tipica del nostro paese che ha origini molto antiche. Come si narra, tale pizza è stata importata dagli arabi. L'obiettivo appunto nel preparare questa pizza è quella di valorizzare il nostro territorio facendo riscoprire gli antichi sapori di una volta. È una pizza fatta a strati che viene condita all'interno con gli ingredienti che ho appena elencato. Veniva fatta nell'antichità nel periodo della mietitura del grano. Il nome aranciasciura deriva dagli ingredienti che la formano, in quanto l'aranza indicava la crusca anticamente, la sciura il fiore della farina. A quei tempi il frumento veniva macinato a pietra, quindi la farina era macinata in modo grossolano. Si prendeva la farina, si passava al setaccio e ne veniva fuori la parte nobile della farina, la sciura, e la parte meno nobile, che è l'aranza. Per non buttare via niente si univa il tutto e si formava questo impasto di pizza, da qui il nome aranciasciura. A Chiusa si producono i grani antichi per far sì che possiamo fare l'aranciasciura come si faceva un tempo.